Importante atto politico l'approvazione da parte del Consiglio regionale della mozione che ho presentato perché la Giunta intervenga nei confronti del Governo per l'immediata chiusura dei 2 centri di accoglienza della Bassa Padovana nei comuni di Bagnoli e di Cona. Purtroppo da diverso tempo, da circa 2 anni, gli abitanti di questi comuni, in particolar modo gli abitanti di Agna, che si trovano proprio in mezzo ai 2 centri di accoglienza, non avendo da parte del governo neppure nessun tipo di compensazione per il danno che subiscono e i disagi che devono soffrire, perché ai 2 comuni vicini sono state date delle compensazioni, ad Agna purtroppo no, però entrambi i comuni e il terzo di Agna continuano a chiederci un intervento immediato per porre fine a questo disagio dovuto alla presenza di oltre 2000 clandestini ospitati nelle 2 ex caserme. Riteniamo che il problema debba essere affrontato alla radice. La gestione fatta dal governo nel settore dei flussi migratori è fallimentare, non bisogna affrontare la questione quando questi disperati arrivano sulle nostre coste e sui nostri confini, bisogna fermarli direttamente impedendo loro di partire dall'Africa, creando le condizioni perché la comunità internazionale possa intervenire per migliorare la qualità della vita in quei paesi e soprattutto fare in modo che possano essere garantiti interventi di accoglienza solo a chi ne ha bisogno. 4 migranti su 5 non sono profughi, non scappano dalle guerre, ma vengono nel nostro paese unicamente per tentare di trovare benefici di natura economica. Noi dobbiamo aiutare chi veramente ne ha bisogno. Vogliamo attraverso questa iniziativa politica far capire al governo che deve cambiare immediatamente rotta. Come sindaco di Agna ringrazio pubblicamente il consigliere regionale Sergio Bellato per la mozione che ha depositato, presentato, discusso e che ha fatto approvare dal Consiglio regionale, che impegna sostanzialmente la Giunta e quindi la Regione a farsi da tramite con il governo per la chiusura di queste 2 strutture, ricordo quella di San Siro e quella di Conetta, che distano a 5 km l'una dall'altra, e il nostro comune di Agna sta esattamente al centro di questi 2 fuochi. Quindi non posso che ringraziare chi si è fatto promotore in prima linea e che sta con noi in trincea, perché si tratta sostanzialmente di una battaglia. Noi siamo in prima linea come sindaci e fortunatamente abbiamo degli amministratori della regione che ci mettono la faccia e vengono sul territorio con noi per percorrere, si spera, una strada che porti alla chiusura di queste 2 strutture.